Si chiude il primo grado di giudizio del processo Vultur. Il presidente del collegio Luisa Turco, con al latere i giudici Enzo Ricotta e Rosanna Croce, ha letto la sentenza con cui condanna tutti e quattro gli imputati. 17 anni e 6 mesi nei confronti di Rosario Meli, alias Puparu, riconosciuto dunque a capo della famiglia mafiosa di Camastra. 14 anni e 6 mesi per il figlio Vincenzo. 13 anni e 6 mesi sono stati inflitti al tabaccaio del paese Calogero Piombo, ritenuto il cassiere della famiglia mafiosa di Camastra. Condanna anche per Lillo Di Caro, esponente di rilievo della mafia di Canicattì, a cui sono stati inflitti 22 anni in continuazione e che assorbe dunque le condanne a 14 anni nel procedimento Alta Mafia. Esclusa invece la condotta relativa all'intervento che la famiglia Meli avrebbe messo in atto per ostacolare il libero esercizio del voto, comunque procurare voti ad altri. Questo è un tassello importante se si consideri che lo scorso aprile il comune di Camastra è stato sciolto dal Consiglio dei Ministri per ingerenze con la criminalità organizzata ed il sindaco Cascià, dopo 5 anni di amministrazione, è decaduto senza mai essere indagato. Confiscata l'agenzia di pompe funebri riconducibile alla famiglia Meli. Gli imputati condannati dovranno versare, oltre a una provvisionale di 10.000 euro nei confronti delle parti civili De Marco, Forti e Casuccio, oltre che l'intero pagamento delle spese processuali. L'accusa era rappresentata in aula dal sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia Alessia Sinatra. L'inchiesta Vultur a Voltoio è stata condotta dal personale della squadra mobile di Agrigento diretto da Giovanni Minardi. I poliziotti, partendo dall'omicidio del palmese Giuseppe Condello e del suo giovane autista Vincenzo Priolo, aprirono un filone investigativo su Meli e Di Caro, divenuto processo e oggi condanna.